Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento per parlare di diritti negati. Vi ricordo, potete intervenire in studio, parlare con noi attraverso il numero che appare in sovraimpressione, parlare con l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza, che è tornato anche oggi nei nostri studi per darci preziosi consigli e parlarci delle novità su quello che ormai è l'argomento che va avanti da mesi, cioè il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con la notizia dei, posso dirlo, famigerati navigator, perché c'era la ricerca, no, di queste figure che hanno il compito di aiutare le persone che cedono al reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Già la scorsa settimana erano tantissime le domande pervenute. Oggi a che punto siamo? Allora, per quanto riguarda le domande di questi soggetti che daranno ausilio a coloro che verranno ammessi alla misura del reddito di cittadinanza, finora sono 500.000. Io ho scaricato una domanda. Ricordiamo... Allora, abbiamo un po' di problemi, credo, con il microfono, cose che possono capitare quando si è in diretta. Stavamo dicendo che insomma, questa vicenda dei navigator, che fa anche discutere, intanto c'è stato anche nei mesi scorsi lo scontro con le regioni, poi c'è questa figura un po' diciamo anomala, perché si tratta di disoccupati che devono aiutare altri disoccupati a trovare un lavoro. Poi non saranno assunti a quanto pare perché ci saranno dei contratti a progetto, quindi non saranno poi stabilizzati come si diceva in precedenza. La legge istitutiva prevedeva per queste figure che dopo 24 mesi, se c'era la copertura economica, sarebbero stati stabilizzati. Adesso praticamente questi che verranno selezionati quali navigator avranno un contratto a tempo determinato, per cui diciamo, quello che nella legge istitutiva prevedeva la stabilizzazione adesso non c'è più. Ricordiamo che sono 500.000 le domande che sono state fatte su tutto il territorio nazionale e consiglio a tutti coloro che sono in età per essere utilmente collocati al lavoro, che abbiano la laurea come diciamo, titolo di studio, di partecipare a questa selezione concorsuale. Dove si trovano i modelli? Ne ho stampato uno nel sito ANPAL SPA. Questo ANPAL SPA, che è la società partecipata pubblica che ha avuto diciamo, la delega per questa selezione, si trova, ripeto, o sul sito redditodicittadinanza.it oppure direttamente ANPAL SPA. Ricordiamo che attualmente le lauree idonee sono quelle di Scienze della Formazione, Psicologia, Economia, Sociologia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, ma diciamo che non è tassativo questo, per cui siccome fare la domanda online non costa niente, ripeto, tutte le persone che siano in possesso del diploma di laurea possono, anche se non è a bisogna farlo, perché comunque però sono 2 anni. Ecco, sono 2 anni anni, poi diciamo, siamo abituati che poi ci sono sempre dei cambiamenti legislativi, per cui farla non fa male. Non so se abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve. Chiamo dalla provincia di Cosenza. Volevo porre una domanda all'avvocato, però non si sente molto bene l'avvocato, si potrebbe alzare un pochino? Allora, sente, non so come... Allora, lo diciamo ai nostri colleghi in regia, magari alzare un po' il microfono, il volume del microfono dell'avvocato, perché altrimenti se non si sente, non possiamo ascoltare i suoi consigli. Per telefono non si sente molto bene, comunque grazie. Avvocato, sentite, la settimana scorsa ho sentito una signora che si lamentava del fatto che la figlia era stata esclusa perché aveva una casa di proprietà.
che gli hanno fatto saltare in aria l'ISEE. È successa la stessa cosa a me e parecchie mie amicizie con figlie nelle stesse condizioni non hanno potuto accedere al reddito perché avevano un ISEE più alto di 9.000 e qualche cosa. Ma voglio sapere se si è concesso di avere una casa di proprietà e un ulteriore patrimonio non superiore, perché significa che la prima casa di abitazione, tra l'altro su cui si paga il mutuo, non doveva essere conteggiata sull'ISEE, o mi sbaglio? Perché neanche uno che abita in una macchina o in una grotta dei Sassi di Matera avrebbe accesso, perché sono case normalissime, anzi case pure molto vecchie, però l'hanno valutata così alte, diciamo con un moltiplicatore molto alto, proprio per escludere, perché loro si sono fatti belle dicendo che si poteva partecipare, però poi in effetti hanno fatto in modo che non si potesse partecipare, perché l'ISEE risulta troppo alto. E forse anche per questo che non ci sono state tutte queste allora, chiamate. non ci sono state... Ma sì, signora, ha ragione perfettamente. Grazie della segnalazione, perché sembra che ci sia una discordanza fra quello che dice la norma di legge e poi l'esplicazione materiale. La legge dice che non bisogna avere un patrimonio immobiliare superiore a 30.000 euro oltre la prima casa. Per cui la prima casa assolutamente non entra nel computo dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Che cosa succede? Che invece l'ISEE, indipendentemente dalla misura a cui uno vuole accedere, in questo caso reddito di cittadinanza, è calcolato come si faceva negli anni passati. E quindi la signora ha ragione la signora, perché non ci vuole un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro oltre la prima casa. Qui siamo in difficoltà già con i demoltiplicatori che vengono applicati alla prima casa. Certo. Ha ragione la signora. Allora, noi l'altra volta dicevamo... Ma poi un'altra cosa, avvocato, scusate, voglio dire, se uno, vabbè, non può accedere perché ha la disgrazia di abitare in una casa di proprietà di cui si paga il mutuo, una casa tra l'altro vecchia, però almeno non gli date i soldi, il reddito, ma inseritelo al lavoro, mettetelo in questo programma con i navigator. Perché mia figlia, oltre quarantenne, non potrà partecipare a niente, al RE non ha potuto partecipare. Insomma, se una persona ha la disgrazia di avere una famiglia che ancora le può, come si dice, mantenere, perché no, per quanto riguarda i navigator può partecipare. Può fare la domanda? No, volevo dire un'altra cosa. Se mia figlia non ha potuto accedere al reddito, che almeno, come si dice, anche senza i soldi del reddito, però farla seguire da un navigator per trovare il posto. Questa è una battaglia che deve essere fatta a livello nazionale. E a livello nazionale le associazioni varie di categoria sono naturalmente sul piede di guerra, perché diciamo nell'applicazione pratica di questa misura si stanno verificando degli scollamenti fra il volere della legge e poi l'effetto pratico, si stanno già riscontrando. Quindi si sa che la prima casa non doveva essere calcolata? No, allora, la norma dice che non bisogna avere un patrimonio immobiliare superiore a 30.000 euro oltre alla prima casa d'abitazione, quindi la prima casa non va assolutamente, non è considerata nella norma. Nella norma, perché dice non deve avere una seconda casa, un patrimonio immobiliare superiore a oltre la nella prima pratica casa. Invece viene considerata la casa di proprietà. Ai fini dei 9.360 euro, che cosa succede? Succede che la casa, indipendentemente se si va a valutare catastalmente se è aggiornato o non aggiornato, eccetera, eccetera, fa sforare il reddito e quindi fa superare in molte situazioni i 9.360 euro. Tutti quelli che abitano in una casa di proprietà sono stati esclusi. Certo, non è l'unico caso. Per questo io chiedevo se l'avvocato è a conoscenza che a livello nazionale si sta facendo qualcosa, cioè le associazioni di consumatori, le associazioni di categoria hanno contezza di questo problema? Ne hanno contezza, e ricordiamo che la licenza definitiva avverrà il 18. Sì, il 18 marzo ci sarà la licenza definitiva di questa misura. Sono state presentate numerosissime, diciamo, criticità
Speriamo che ci sia qualche rimodulazione, perché non è soltanto questo, diciamo, una delle tante irregolarità che c'è in questa misura. Mi dispiace molto perché ci sono molte persone che comunque, avendo tutti i requisiti per avere Accedere, questa misura, certo. non partecipano per il patrimonio immobiliare, quindi però hanno tutti gli altri requisiti, per cui in poche parole l'intento della legge era dare un asilo alle persone, trovare un posto di lavoro, e molte persone che hanno questa difficoltà non si trovano semplicemente perché hanno una casa di proprietà. Avvocato, io sono malata, se io muoio, mia figlia che fa? Si mangia la casa un pezzo al mese? No, ma lei ha ma avete ragione, da vendere proprio. Allora, vedremo. Purtroppo. Poi un'altra cosa, vi chiudo perché ci sono, credo, altre telefonate. Sì. Stamattina tutti i telegiornali nazionali hanno riportato le prime regioni che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza. La Calabria non compare mai, non ho capito perché. Non c'è nessuno in Calabria che può accedere al reddito di cittadinanza. Forse anche per questi paletti, signora. Tra le prime 5 e 6 signora. regioni la Calabria non compare mai. Forse perché ci sono anche questi paletti, magari persone Allora, che si trovano nella sua situazione. Sì, perché forse al sud abbiamo più case di proprietà, non l'ho capito. No, non è questo. La Calabria è svantaggiata e sfortunata dall'Unità d'Italia in poi. Quindi non voglio tornare a vecchie battaglie nostre, ma la nostra povera Calabria, il nostro meridione, ci ha messo 80 anni per diventare più povero del settentrione. Per cui diciamo che il meridione è stato derubato abbastanza dalle leggi nazionali, quindi non è questa la motivazione, ovviamente. Poveri eravamo e derubati ci ritroviamo come, diciamo, come calabresi. Il problema è la difficoltà. Comunque, lasciamo stare la allora, storia, no, fanno molto filtro, lo fanno i CAF, e naturalmente moltissimi casi come il vostro praticamente sconsigliano perché non rientra nei parametri, per cui diciamo che ci sono delle difficoltà tecniche. Il bisogno c'è, e c'è soprattutto nel meridione, però diciamo che noi siamo un popolo di risparmiatori, soprattutto nel meridione è estesissima la casa che viene donata, ereditata e diventa prima casa, e spessissimo molte persone che ne hanno bisogno non possono partecipare. Loro dicono che mi potevano anche aiutare a pagare il mutuo e non mi ci fanno accedere, è una presa in giro. Certo, vedremo adesso cosa. Se il 18 toglieranno sto fatto della prima casa, è unica, come unico patrimonio, cosa si può fare? Che potrei rifare l'ISEE, mia figlia potrebbe partecipare? Beh, se allora, tolgono questa. come sappiamo, movimenti anagrafici di composizione della famiglia fatti prima di ottobre, del 24 ottobre 2018, sono molto sospetti, quindi sconsiglio a tutti quanti di fare movimenti anagrafici. No, diceva la signora, se magari in Parlamento, quando ci sarà l'approvazione c'è una definitiva. misura che praticamente rendono le norme più chiare e dicono praticamente che la prima casa, quindi la casa esente IMU, perché sappiamo che l'IMU le case di lusso la devono pagare, quindi le prime case sono esente IMU. Quindi siamo una casa vecchia del 65, normalissima. Tutte le case, sto pagando ancora il mutuo. Certo, tutte le case, le prime abitazioni esenti IMU non devono partecipare al calcolo dell'ISEE, semplicemente. Vedremo cosa accadrà adesso, prossima settimana. Insomma. Ma speriamo che ci sia bene. Perché ci sono molte cose in effetti che sì, non perché vanno. ne conosco decine e decine di casi come il mio, però poverini, disoccupati, una pensione medio-bassa, l'unica casa di abitazione, però noi abbiamo capito benissimo. Faccia partecipare sua figlia comunque ai navigator, ecco, la domanda per i navigator si fa online e quindi ecco quello è importante. Ecco, anche lì stavamo dicendo, grazie per aver telefonato. Vi saluto, buonasera. Anche lì dicevamo non è un lavoro a tempo indeterminato, però si tratta di 2 anni
2 anni di lavoro, anche se a tempo determinato, però insomma per delle persone, perché qua cercano delle figure con la laurea, insomma ci sono molti laureati che fanno fatica, no, a trovare un'occupazione. La maggioranza dei laureati che fa fatica a trovare poi chissà lavoro, dopo come no? i 2 anni che cosa accadrà, perché abbiamo visto che insomma queste misure sono davvero in itinere, no? Vengono aggiornate insomma quotidianamente, ci sono sempre delle novità, si parte con una norma, si finisce con un'applicazione che magari si discosta tantissimo dalla norma iniziale, quindi vedremo. Sì, ma sappiamo anche che moltissimi sono esclusi, perché sappiamo benissimo che nei 6 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge, se uno ha acquistato un'autovettura di cilindrata inferiore a 1600 cm3 è escluso. Sappiamo che ormai le autovetture, le famiglie con 50 euro al mese fanno i finanziamenti. Magari per 5 cui anni per pagare una macchina. 5-10 anni per pagare una macchina, per cui anche per questi motivi si è esclusi. Se è di cilindrata superiore ai 1600 cm3, se sono state acquistate nei 2 anni precedenti, si è esclusi dalla misura. Per cui veramente c'è un po' di... Ecco, diciamo che la misura, per come è stata licenziata, non fotografa la realtà socio-economica italiana. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? C'è la telefonata? Io sento qualcuno in linea. Pronto? C'è la telefonata? Chiedo alla regia. Sì, pronto? Eccoci. Da dove ci chiama? Benvenuto intanto. Da San Vincenzo alla Costa. Benvenuto, prego. No, volevo parlare con l'avvocato. La sta ascoltando, eccolo. Io ho fatto la domanda del fitto casa. Come tutti gli anni. Fitto casa. Perfetto. Come difatti l'ho fatto anche a gennaio, la domanda del fitto casa. Sì. E non ricevo soldi da quasi 4 anni. Quasi 4 anni. Guardate... O devo fare la domanda, io la faccio sempre al comune. E voi dovete farla al comune, o tramite CAF oppure direttamente al comune, e fate bene. Il ritardo, allora, noi siamo in ritardo di 2 anni, per cui più o meno 1 anno e mezzo, 2, diciamo, ecco, questo è il tempo con molto ritardo che pagano. 4 anni mi sembra veramente molto esagerato. Vi ricordo semplicemente che ogni comune entro ogni maggio di ogni anno deve trasmettere alla Regione Calabria il fabbisogno fitto casa dei propri cittadini. Questo è un elemento, veramente l'unico adempimento che i comuni devono fare nei confronti della Regione Calabria ogni maggio di ogni anno. Se si salta questo adempimento, praticamente non si avrà per quell'annualità il contributo fitto casa. Per cui voi al comune di San Vincenzo la Costa, con un atto un'istanza di accesso agli atti e un foglio che i comuni mettono a disposizione per i cittadini per richiedere informazioni su una propria pratica. Voi recatevi presso il comune di San Vincenzo e compilate questo modellino nel quale scrivete che volete avere le notizie utili, che fine ha fatto questa richiesta di contributo fitto casa che già avete fatto 4 anni fa, 3 anni fa e anche l'anno scorso. Il comune deve rispondervi. Poi chiaramente se ha i requisiti può anche accedere alla pensione di cittadinanza o al reddito di cittadinanza. Quanti anni avete? Ho 79 quasi. Quindi sulla pensione di cittadinanza forse se ha i requisiti. Se avete una pensione bassa potete partecipare, se avete una pensione normale, diciamo, sapete che... No, 600 dispari euro. Quanti? 600 euro. Che avete anche, siete sposati, avete anche la vostra coniuge... Io ho fatto pure la domanda al CAF. Allora avete fatto bene, sì, perché dovete essere tutte e due, dovete essere in età pensionabile. Quindi per la pensione di cittadinanza in questo caso si pagherà, insomma nel momento in cui verrà accolta la domanda,
sarà pagato anche il fitto fino a 150 euro per la pensione? Allora, per la pensione di cittadinanza il contributo mensile è 150 euro per pagare o il fitto casa o la rata di mutuo. Per il reddito di cittadinanza 250 euro mensili. Invece per il caso specifico 150 euro fino a per, 150 che euro. Praticamente in più. Allora è andata al comune per farmi sapere il 2014, 15, 16, 17, Per il 18. fitto Sì, casa. ci sono dei moduli gratuiti naturalmente dove richiedete questo a nome vostro, la pratica vostra, ecco, che fine ha fatto naturalmente. Ed ci devo fare la domanda al comune. No, allora, vi fate aiutare naturalmente dall'impiegato, è una domanda dove scrivete, date le vostre generalità e in ordine alla domanda di fitto casa dell'anno 2014-2015 che avete fatto per conoscere, diciamo, l'esito. Poi il comune vi deve rispondere, quindi da lì, da quella risposta si capisce. Sappiamo se il comune è adempiente, inadempiente, insomma, poi ci sono delle procedure da espletare. Per quanto riguarda invece se lei ha già fatto domanda di pensione di cittadinanza, mi pare di aver capito, giusto? Lei ha fatto la domanda? L'ho fatto la domanda. Perfetto. Al In capo questo di caso, San Vincenzo. in questo caso si aggira, io dico così, il problema del contributo fitto casa, perché vi viene direttamente pagato e questa volta nella misura di 150 euro mensili direttamente al proprietario dell'abitazione, quindi anzi prendete sicuramente molto di più. Sicuramente rispetto al fitto casa, perché Ma io l'ho sempre fatta al comune e l'ho fatta anche a gennaio. sì, per il Fate fitto bene, casa fate bene. fate benissimo, però se viene ammessa la domanda alla pensione di cittadinanza, in questo caso lo Stato pagherà direttamente il proprietario di casa, insomma fino a 150 euro è lo Stato che pagherà 1800 euro all'anno prendete in più, questo è. Io pago 2,80 al mese. E perciò 150 euro al mese vi vengono date dallo Stato, immediatamente però. Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza. Poi per sapere a che punto è il fitto casa per gli anni precedenti, come vi abbiamo detto, quindi domanda di accesso agli atti al comune di residenza. Questo è un'altra cosa, perché giustamente se uno aspetta da 4 anni il cittadino vuole sapere Molto probabilmente però c'è qualche... bisogna capire perché, dove sta l'intoppo, è un sacrosanto diritto, noi lo diciamo sempre. Perché la Regione Calabria, anche se in percentuali molto basse, ha erogato. Quindi non bisogna capire... ha questi ritardi. È un sacrosanto Io diritto. l'ho sempre fatta al comune. Certo. la Sì, domanda ma lì fitto dovevate fare, avete fatto Sempre- bene, sempre avete lì, fatto sì, bene. sì, sì. Invece la domanda che noi consigliamo di farmi è una richiesta per chiedere al comune a che punto è questa pratica, ecco, detto in parole in soldoni così. Quindi ci sono dei modellini, magari si fa Allora vado aiutare. al comune a farmi dare Questo spiegazioni. modellino è domandate all'impiegato a che cosa vi serve, così vi sa anche guidare bene. Accesso agli per il atti. fitto casa. Esatto, volete sapere che fine ha fatto il contributo fitto casa e vi farà compilare un modellino. Va bene? Ok, grazie. Niente. Grazie per aver telefonato, poi ci faccia sapere, no? Perché noi consigliamo sempre, perché a parole magari si va allo sportello, c'è l'impiegato che magari non si occupa proprio di quella pratica del fitto casa e quindi uno viene liquidato con poche parole, invece per iscritto rimane, ecco, almeno per iscritto si sa a che punto è. Cioè se è stata fatta la richiesta, se i soldi sono bloccati da qualche parte, cioè il cittadino che spera, anche se in queste somme minime ormai, perché lo diciamo ormai da anni che insomma questo fitto casa, questo contributo negli anni si è ridotto sempre più, però anche quella piccola somma per molte persone serve proprio per pagare il fitto della casa, è un aiuto importante. Ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare con l'avvocato Rodighiero. Molte le domande che continuano ad arrivare sulla pensione di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, il fitto casa, che è un argomento che noi portiamo avanti forse da più di 10 anni, avvocato, ce ne stiamo occupando. Allora concludiamo il discorso sui navigator. Abbiamo detto che insomma sono aperte ancora le domande, c'è una data però, giusto? Fino al 25 marzo 2019, per cui siccome si fa online, quindi chi ha i requisiti, diciamo chi è laureato, perché diciamo che le lauree che prima ho descritto però diciamo non sono tassative, appare questo sul sito, però ecco, chi è laureato accedesse al concorso, si fa online, per cui... Quindi 25 marzo, manca poco, però è molto semplice, sono un paio di paginette da compilare online, per cui... Anche perché diciamo, poi questi navigator dovranno essere formati, no? In qualche modo. Dovranno essere formati e poi le tempistiche non si sa quali sono, però... Cioè dovranno aiutare questi disoccupati che accedono al reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Quindi dovranno essere messi diciamo, in ruolo molto velocemente, perché sappiamo che la prima erogazione si avrà entro il 15 aprile 2019, la prima erogazione del reddito di cittadinanza per chi ha fatto le domande a partire dal 6 marzo. Certo, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Salve, buonasera. Salve. Chiamo da un paesino della provincia qua di Potenza. Benvenuto. Io volevo fare una domanda all'avvocato. Sì. Per quanto riguarda i fitti, se è una cosa diciamo estesa a tutti oppure diciamo, le clausole che ci sono. Allora, i fitti, chiedo scusa. Cosa bisogna fare? Per il fitto casa io non... Locazione prima casa, quella dove abitate naturalmente. Sì, una casa di fitto dove abito con la mia famiglia. Sempre relativa al reddito di cittadinanza? Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Se avete i requisiti per l'uno o per l'altro e la domanda vi viene accettata, voi se accedete come reddito di cittadinanza avrete 250 euro mensili che lo Stato pagherà direttamente al proprietario della casa, e questo lo avrete per 18 mesi più 18 mesi, perché la vigenza di queste misure è di 18 mesi più 18 mesi, se avete i requisiti per il reddito di cittadinanza. Se partecipate alla pensione di cittadinanza avendo i requisiti, la somma mensile per pagare il fitto casa, quindi il canone di locazione, è di 150 euro mensili. Quindi bisogna avere il contratto, lo ripetiamo sempre. È una norma anti-elusione fiscale, per cui il contratto di locazione è registrato. Deve essere regolarmente registrato, ma non si deve registrare oggi per domani. No, quello che si fa adesso sì, no, io avevo, in pratica non ho fatto domanda né per il di cittadinanza, cioè volevo sapere se era estesa questa cosa anche non facendo diciamo la domanda. No. In quel caso uno accede al fitto casa quando insomma si deve presentare. C'è il contributo fitto casa che si fa ogni anno da gennaio presso il comune di residenza, ovvero dove avete l'immobile naturalmente, e quindi quello è diciamo una contribuzione regionale. Contributo fitto casa esiste da 25 anni, questo contributo fitto casa, però quella è un'altra cosa, non c'entra con queste misure licenziate, quindi si accede ad avere anche questo ulteriore contributo solo se si entra nel reddito di cittadinanza o nella pensione di cittadinanza. In automatico si entra anche in alcuni bonus, bonus elettrico e bonus gas, automaticamente la persona che riesce ad entrare nel reddito di cittadinanza in automatico ha i bonus elettrico e gas.
Chiaramente, se uno non partecipa al reddito di cittadinanza... non avrà da questa norma di legge un contributo per pagare il canone di locazione. Ci sono altre strade, cioè fare la richiesta per avere il contributo fitto casa, anche per quanto riguarda gli altri bonus, il bonus gas, il bonus energia, sempre avendo un reddito ISEE, non so se di 6.000 euro, quindi si può chiedere questo sconto in bolletta, così come rimane la social card, insomma ci sono tutte le altre misure 65 anni di età bisogna quello avere. 65 anni di età sono ancora in piedi, ecco, tutte le altre provvidenze di legge sono in piedi. Adesso quello che occupa di più, diciamo, la nazione, diciamo, sono queste due misure che si hanno, fino naturalmente al 31 marzo 2019, quindi salvo proroghe, diciamo, fino al 31 marzo 2019 si possono fare queste domande. Quindi se lei ha i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza può fare la domanda, si reca al CAF oppure all'ufficio postale con la documentazione di reddito ISEE, insomma la giacenza media, insomma tutti i documenti che le verranno poi richiesti al CAF e si può fare poi questa domanda. Non so se siamo stati chiari oppure voleva altre... Sì, no, io... mi è stata molto utile la risposta dell'avvocato che mi ha dato, più che altro per sapere se anche non facendo reddito di cittadinanza potevo fare pure richiesta al comune di appartenenza per quanto riguarda il fitto, solo questo era perché... si accede al contributo fitto casa in questo caso? Solo al contributo fitto casa potete accedere, sì. Va bene? Sì, va benissimo, la ringrazio. Grazie, grazie a lei. Quindi insomma tutte le altre misure rimangono ancora in piedi, quindi si può fare tranquillamente domanda, sempre partendo dal reddito ISEE. Dal reddito ISEE si può sempre i bonus elettrico e gas, il contributo fitto casa, la social card, quelle sono tutte delle misure, il bonus bebè naturalmente, sono tutte misure che c'erano e ci sono ancora. E rimangono. Come fare per avere, diciamo, per avere sicurezza di non sbagliare nella compilazione, come diciamo sempre, o CAF o patronato, in modo che online mandano queste richieste ai vari enti, quindi per usufruirne. Certo, quindi se uno ha i requisiti, cioè il reddito senza dimenticare mai l'ISEE, che naturalmente... Sì, bisogna partire sempre da lì. Sempre da lì. E poi altra forma di contestazione e di rigetto delle varie domande, è perché, come sappiamo adesso, l'ISEE 2019 è lo specchio del reddito della famiglia riferita all'anno 2017. Ciò è sommamente ingiusto. Per quale motivo? Mentre l'ISEE fino a 20 anni fa, forse rispondiamo dopo. Rispondiamo a chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? C'è la telefonata? Eccoci, da dove ci chiama? Allora, chiamo da Cosenza. Benvenuto. Comune di Rogliano. Bene, benvenuto. Antonio. Grazie per aver telefonato intanto, prego. Grazie a voi per i dovuti diritti di noi qua presenti calabresi, una bellissima trasmissione, complimenti faccio a lei, grazie. Una grandissima presentatrice, complimenti faccio pure all'avvocato. Grazie. Passiamo alla domanda adesso. Dopo tutti questi complimenti. La domanda mia è che circa 4 anni da questa parte io ho fatto una domandina per un alloggio di edilizia sociale. Un alloggio di edilizia sociale. Fatto domanda 4 anni fa. Okay. La domanda è stata fatta il 2008, tra il 2008 e il 2010 dalla regione Calabria, che dava i soldi ai comuni per la ristrutturazione di alcune case vecchie e via dicendo. Dopodiché ci hanno chiamato a noi cittadini che si faceva questo bando di domanda per accedere a questi alloggi sociali. Alloggi sociali abbiamo fatto questo bando come non graduatoria definitiva, provvisoria. E mi hanno messo provvisoria, vi dico subito a quale posizione, al numero, l'ultimo della posizione 6, che ero riservatario. Dopodiché mi è arrivata una chiamata dal sindaco e dall'assessore del comune
che dovevo fare la graduatoria definitiva, la domandina. Ho fatto la domandina della graduatoria definitiva dell'atto di Cosenza e mi hanno dato il secondo posto, anzi correggo, il quarto posto. Erano 5 appartamenti all'edilizia sociale, Sì. e io sono arrivato quarto. Quindi Dopo matematicamente che sono doveva... Alla fine di tutto questo vi hanno escluso. non gliel'hanno dato. Sono dalla commissione circondariale assegnazione alloggi di Cosenza. Sì. Sono arrivato quarto, dopodiché mi hanno escluso con un handicap, che sono invalido civile al 100%, con un tumore sotto il cervello e 2 bambini e mia moglie non lavora. Dopodiché hanno fatto i riservatari. Insomma, da 4 Sì. anni lei questo alloggio sociale non l'ha proprio visto. Quindi questo, insomma, dopo graduatorie, quarto... La graduatoria è finita nell'anno 2016, quella definitiva. Quindi l'hanno 2017. esclusa, io non ho capito perché l'hanno esclusa, però non so se... Mi hanno esclusa che sono andata all'Aterpe di Cosenza e gli ho detto: come mai sono stato escluso che sono arrivato quarto? Risponde all'Aterpe di Cosenza e non è stato messo neanche l'articolo, ma vi spiego subito. Va bene, c'è un vizio formale. Sì. Per un vizio formale, insomma, è stato escluso, nonostante avesse... Non mi ci hanno messo A3C, insomma, dove chiamava la chiamata handicap, me l'hanno tolta quella. Vado all'Aterpe e parlo con una signora là, dicendomi che il comune di posto di residenza si aveva preso gli alloggi come concordato e hanno messo i riservatari. Allora, Sì, che allora, cosa... molto semplicemente, nella fattispecie dell'assegnazione delle case popolari viene naturalmente redatta una graduatoria provvisoria e definitiva. Sì. Tutti questi atti di rigetto, come nel caso del telespettatore, sono soggetti naturalmente a impugnativa. Sì. È essenziale naturalmente fare l'accesso agli atti amministrativi per sapere tutti gli atti precedenti, prodromici quindi, a quello che è avvenuto, e naturalmente anche andare a vedere coloro che invece sono risultati in posizione, diciamo, utile per avere l'alloggio, che requisiti avevano, perché il telespettatore ha anche la possibilità di accedere agli atti e andare a vedere, no, in base ai miei titoli è magari andato avanti, si trova in posizione utile una persona che non aveva i titoli miei, insomma tutto questo, diciamo, questa facoltà di andare a verificare il buon operato dell'amministrazione è in potere del telespettatore. Ovviamente non lo potete fare da solo, vi potete rivolgere o a un'associazione di categoria per quanto riguarda gli inquilini, o dei piccoli proprietari, o associazione di consumatori, o sindacato, insomma, perché ovviamente non potete, diciamo, ecco, questo percorso affrontarlo da solo, per cui avete bisogno di un legale presso, ecco, uno di questi enti o associazioni che vi ho detto. Quindi per capire che è successo, però, insomma, a parte capire che è successo anche per andare oltre, insomma, vedere... certo, perché magari è questo, però i vizi formali bisogna vedere se effettivamente non ne avevano conoscenza o se è vero che mancava un documento o quant'altro. Bisogna andare a vedere bene ci le vuole carte. comunque deve essere assistito, come Ho diceva capito, giustamente. però qua dice graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamento legge numero .36/2008. In che senso? A partire dalla seguente categoria. Scusate, io però che voi me lo leggete, giovane coppia. che voi me lo leggete, io il problema non ve lo posso dire, io vi sto dicendo, e anche affrettatevi perché poi i tempi di impugnazione non sono indefiniti, di rivolgervi già da domani, che è venerdì, presso uno di queste... Ecco. Che tempi ci sono, avvocato? Perché vediamo se ci siamo come termini. Allora, bisogna vedere di che atto parliamo, perché se bisogna fare un'impugnazione amministrativa 60 giorni o presso il tribunale ordinario sono 30 giorni, per cui bisogna andare a vedere di che cosa
stiamo parlando, ecco perché vi è la necessità di portare queste tutta carte la presso, documentazione. ecco, Vedere anche un se legale, un legale. Lei Quindi, non è mai stato, cioè dopo che è stata fatta questa graduatoria, la prima e la seconda, lei non è mai stato seguito da un'associazione di consumatori, da un legale di fiducia? Niente? Allora io sono andato da un legale entro 30 giorni e poi 60 giorni È andato, già. l'altra dello Stato, ma non mi ricordo bene. Sono andato, questo avvocato non ci ha capito niente e purtroppo è un concordato del comune che ha preso lui il debito della regione. Ecco questo. Quindi magari con la documentazione andare da un altro certo, legale, un'associazione certo. magari di consumatori o di categoria. O di forse... categorie in modo che si vede bene, però fatelo anche noi in da tempi qui senza stretti, vedere la documentazione diventa no, difficile, ma è ovvio che impossibile. ecco, la lettura, anche quelle carte che avete, le deve leggere un legale. Quindi Certo, Quindi io devo prendere un avvocato. no, un avvocato o c'è un'associazione degli inquilini o dei piccoli proprietari o presso un sindacato e quindi hanno i loro uffici legali e quindi vi possono seguire, o un'associazione di consumatori, però quella che avete più vicino, recatevi andate lì, subito, insomma, ecco, perché bisogna anche E voi affrettarsi. quale mi suggerite? Sindacato è meglio? Non è meglio, qualunque avvocato va benissimo, semplicemente che poi vi sapranno consigliare lì. Quindi andare subito perché poi insomma ci sono dei tempi anche stretti, perché poi bisogna No, affrettarsi. no, vi spiego subito, le case sono state già date e ne manca una da dare perché uno l'ha rifiutato perché l'hanno dato, che hanno fatto dei finanziamenti, chi ha dato 8.000 Quindi euro. per questo, insomma... Fatevelo dire dall'avvocato, ecco, quello Quindi che è manca meglio. non manca quello che serve però. già domani forse è meglio attivarsi, Sì. cioè, portare tutta la documentazione, quindi vedere un po' che cosa è successo, quindi vedere se ci sono anche i requisiti. Ho capito, ecco. finalmente in Calabria ho trovato 2 persone che riescono a parlare con queste problematiche, dove altre chiudono la porta e a quel paese elegantemente. Ci proviamo. Okay, io vi ringrazio, buona serata. Grazie a lei. Noi chiaramente da qui ci proviamo, possiamo dare dei consigli in linea generale, ma come diciamo sempre, senza vedere la documentazione, senza vedere le carte, non possiamo dire fate in questo modo oppure fate in quell'altro. Bisogna prima partire dalla documentazione. In base a quello che i nostri telespettatori ci dicono possiamo consigliare un po' le strade, no? Da percorrere per far valere spesso i propri diritti, e si tratta spesso di diritti negati. Ecco il tema proprio della trasmissione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? 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 Eccoci. Buonasera, volevo fare una domanda all'avvocato. Prego. Dunque, avvocato, io sono stato al CAF, ho fatto tutti i documenti, vicino all'INPS, e mi dicevano, invece lei dice un'altra cosa, mi dicevano che sulla pensione sociale metteranno la differenza del fitto casa, non lo so, fino a 780 euro. Esatto, però non... Esatto, ma sulla pensione la mettono, non 150 euro mi mandano al titolare dell'abitazione. No, allora, la pensione non la aumentano mai, danno una differenza, non la aumentano mai. La norma di legge parla di 700, qui vi sto dicendo proprio quella che è. Se si parla di pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza. No, io ho 77 anni, avvocato. La pensione. Quindi pensione, ecco. Esatto. Che cosa dice? No, vi dico la norma di legge, quello che dicono i CAF non fa niente. Un componente che ha 67 anni, senza casa, ha un'integrazione al reddito che deve arrivare a 630 euro. Il contributo affitto 150 euro per un totale di 780 euro che ha una scala di demoltiplicazione di 2,1. Per cui questi che vi danno, i soldi che vi danno, i 150 euro vanno direttamente al proprietario dell'abitazione. Quindi mi devo far dare, avvocato, chiedo scusa,
Quindi mi devo far dare l'indirizzo del proprietario dove vado No, a pagare. voi dovete produrre il contratto di locazione regolarmente registrato. Ma non l'ha voluto. Non l'ha voluto. Cambiate CAF, perché altrimenti a chi vi mandano i soldi. Ma io avvocato gliel'ho portato il contratto di locazione. Gliel'ho portato il contratto di locazione e mi ha detto no, non serve. Gli ho portato l'ISE e basta. Allora, guardate, se voi avete intenzione di pagare, di avere il contributo di 150 euro mensili per dare al proprietario, andate a un altro CAF, perché altrimenti lo Stato a chi paga? Su quale casa? L'ho fatta già lì la domanda. Ha già fatto la domanda e gli hanno detto che non serve il contratto. E allora l'ho fatta bocca già al lì la lupo, domanda. voi Faccio, tanto fra... Allora, entro 15 giorni da quando voi avete depositato la domanda, avrete la risposta e quindi vi verrà data la risposta dall'INPS, quindi direttamente, per cui non so quando l'avete presentata, entro 15 giorni, questo è l'iter di procedura, e saprete esattamente quello che vi hanno accordato. Quello che mi dirà l'INPS. Sì, l'INPS, la risposta dell'INPS entro 15 giorni, quindi si saprà. Da quando avete depositato? L'ho depositato una settimana fa. E quindi ci siamo, una settimana fa. Perché quindi... o la depositate al CAF, o la fate alle poste italiane direttamente, o la fate... L'ho già fatta. Vi sto dicendo anche per ausilio di tutti i telespettatori che praticamente dove l'avete presentata hanno 5 giorni di tempo per trasmettere quella domanda all'INPS e l'INPS la deve lavorare in 10 giorni, ecco perché 15 giorni in tutto. Quindi da quando l'avete depositata contate 15 giorni e vi arriva dall'INPS la risposta. E vedremo insomma quello. Speriamo che vi arriva con la carta gialla in modo che vi hanno approvato tutto quanto. Verità, insomma. Lei... Ma chi dice la verità? Lei o il CAF che mi sono presentato dicendomi no, ti mettono sulla pensione questi 150 euro in più. Guardate, ma come devo regolare io? No, assolutamente. Guardate, allora, molto semplicemente, se vi recate presso qualunque sede Codacons, no? Noi non è che diciamo, leggiamo le norme di legge e queste vi diciamo a voi, quindi casomai è il legislatore che naturalmente si sbaglia. Quindi diciamo non facciamo interpretazioni, quello che dice la norma lo diciamo a voi. Vediamo se il CAF vi ha detto questo. Ormai la domanda l'avete fatta. Una norma deve essere sempre interpretata. Sì, però questi sono i parametri, sì, poi ognuno interpreta. Poi ci sono vari tipi di interpretazione, quindi vedremo. Grazie. Però il dubbio fra pochi giorni ve lo togliete, perché passano questi 15 giorni da quando avete fatto la domanda e vi arriva una busta. Speriamo che sia piena della carta. Una busta? No, mi ha detto che me la mandano sul telefonino. La notizia me la mandano sul telefonino. E poi vi deve arrivare comunque la card. La card vi deve arrivare a forza per forza. Non so, l'ha vista anche sulle reti nazionali questa card gialla, se non sbaglio, esatto. No? Dove c'è questa integrazione, quindi vi deve arrivare comunque una carta. Comunque fra qualche giorno vi risolvete tutti i problemi, non vi preoccupate. Grazie. Figurate. Quindi vedremo, insomma, perché c'è, è vero, un po' di confusione, insomma una misura che parte per quest'anno, insomma abbiamo visto che ci sono tante cose che magari vanno aggiustate, c'è anche molta confusione, però ci sono delle norme che... Ma questo sì, perché lo dice qua, naturalmente chi vuole avere il contributo per il pagamento della rata di mutuo, è ovvio che se il CAF non mi acquisisce il contratto di mutuo, a chi li manda, a quale banca manda questi soldi? Cioè questo giusto per completezza. Ma forse il CAF in questo caso ha acquisito, cioè non lo so. Non lo so, vabbè, ma comunque il telespettatore sicuramente vedremo, fra qualche giorno avrà, però 15, questo poi è diciamo... chiaramente magari ecco. la notifica arriverà anche sul cellulare, ormai siamo in era di internet, comunicazioni veloci, però la card materialmente deve arrivare a qualcuno, quindi deve arrivare a chi ha fatto richiesta. Quindi questa o un ologramma come chi... perché poi serviranno questa carta per andare a fare gli acquisti. A fare gli acquisti, solo 100 euro al mese ricordiamo che sono diciamo, spendibili, il resto ci sono i negozi convenzionati. E per terminare, stiamo molto attenti all'ISE 2019 perché fotografa il reddito 2017.
siccome c'è molta variabilità di lavoro, tranne chi non ha un lavoro fisso, stabile, eccetera, eccetera, cambia il reddito, per cui stiamo molto attenti che è vero che si fa la fotografia dell'anno 2007, però molte persone hanno avuto lavoro e guadagnato nel 2017, il 2018 completamente disoccupati. Questo bisogna farlo rilevare, perché altrimenti anche chi è assolutamente senza reddito e lavoro nell'anno 2018, se fallisce 2019 gli dà il reddito 2017 e rischia di essere escluso anche non avendo guadagnato niente nell'anno precedente. Quindi quando si porta al CAF è molto importante la documentazione. Che deve essere valutata, deve essere vista poi da chi la riceve. Noi ci dobbiamo fermare, vedremo poi la prossima settimana quali saranno le ulteriori novità. Le prime carte che arrivano, ecco, così speriamo, le prime carte saranno arrivate. Sì. Perfetto, così vedremo quante persone, magari anche potremo dare qualche numero, no? Quante persone che hanno fatto richiesta poi hanno avuto questa card gialla, quindi materialmente possono utilizzarla per fare gli acquisti. Intanto la ringrazio, Avvocato, per i preziosi consigli e ringrazio anche voi, ci vediamo prossima settimana.